Meno di 5 bambini ogni 1000 abitanti. I sardi non fanno più figli. Tra le regioni italiane la Sardegna è quella che registra il tasso di natalità più basso, un calo che, sommato a quello ormai inarrestabile dello spopolamento, dà la misura di una vera e propria emergenza. In un panorama generale che certifica, in base alle nuove rilevazioni demografiche dell'Istat, l'ormai cronico calo delle nascite in Italia, l'isola si conferma purtroppo nel gradino più basso. Nel 2022 infatti si è registrata l'ennesima diminuzione di nuovi nati a livello nazionale e non solo. Nel nostro paese sono stati 392.598 i bebè iscritti all'anagrafe l'anno scorso, con un calo dell'1,9%, pari a 7.651 bebè in meno rispetto al 2021. A livello territoriale, sottolineano dall'Istituto di Statistica, il tasso di natalità, pari a 6,7 per 1000 residenti in media nazionale nel 2022, conferma ancora una volta il primato della provincia autonoma di Bolzano, con il 9,2 per 1000, mentre la Sardegna presenta il valore più basso, 4,9 per 1000. Lo scorso anno nell'isola sono nati complessivamente 7.695 bambini. Se l'andamento delle nascite del 2021, proseguono dall'Istat, ha lasciato pochi dubbi sul ruolo svolto dall'epidemia nei confronti dei mancati concepimenti, più complesse sono le dinamiche alla base del calendario nel 2022. Il contesto della crisi sanitaria ancora presente nel 2021 e le conseguenti incertezze economiche potrebbero aver incoraggiato le coppie a rimandare ancora una volta i loro piani di genitorialità.